essere. Dramma in famiglia a Oderzo, al culmine di una violenta lite un padre accoltella il figlio 24enne all'addome, il ragazzo grave in ospedale, è una giovane rugbista. Trovata stamane a Mogliano l'auto con la quale ieri un bandito armato di pistola ha sequestrato madre e figlia da Marcona a Casale, continua la caccia all'uomo. Colpo di pistola alla gamba, ferito nel parcheggio di una discoteca di Jesolo, un uomo di Marghera, non è in pericolo di vita, indagine della squadra mobile. Domani inizia ufficialmente la scuola in Veneto, sarà il primo anno scolastico con la nuova legge sulle vaccinazioni. Proprio in queste ore per nidi e materne si tirano le prime somme sui bambini che rischiano di rimanere esclusi. Denuncia di essere stato rapinato e aggredito da 3 stranieri, ma secondo i carabinieri di Bassano si era inventato tutto, nei guai il cantante Davide Merlini. Seguita da un'auto mentre rincasava e aggredito da un rapinatore, reagisce con grande prontezza di riflessi e mette in fuga il malvivente, protagonista un'anziana di Padova. Padova chiede di inserire gli affreschi trecenteschi tra i beni tutelati dall'UNESCO, la richiesta direttamente al ministro della cultura Franceschini ieri in città. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca di un dramma in famiglia, un dramma che è sfociato nel sangue, una lite dai contorni ancora poco chiari. Di fatto un giovane 24enne è finito all'ospedale in gravi condizioni, ha dovuto subire un delicatissimo intervento nella notte dopo essere stato accoltellato all'addome dal padre. È successo a Oderzo poco dopo le 22:30 di ieri sera. Le urla improvvise sempre più forti, poi spunta il coltello da cucina e la zuffa finisce nel sangue. Cronaca di un dramma familiare che si consuma in pochi istanti in un'abitazione di Oderzo, attorno alle 22:30 di ieri sera. Un padre che brandisce la lama e colpisce all'addome il figlio adottivo 24enne, poi ricoverato in gravi condizioni all'ospedale, dove ha subito un delicatissimo intervento nella notte. La dinamica non è ancora chiara. I carabinieri hanno eseguito i primi rilievi per accertare l'esatto svolgersi dei fatti. Tra le prime ricostruzioni, ma da confermare in queste ore, tutto sarebbe nato dallo stato del 24enne di origini brasiliane, rugbista, che ha militato anche nel Tarvisium e che in quel momento sarebbe stato visibilmente alterato, tanto da affrontare il padre urlando per motivi ancora da chiarire. Il giovane rugbista, forse in preda ai fumi dell'alcol, si sarebbe scagliato sul genitore tanto da costringerlo a difendersi afferrando un coltello, molto probabilmente da cucina, e vibrando alcuni fendenti. Uno di questi fendenti ha colpito il figlio all'addome, provocando una ferita particolarmente profonda. Il 24enne ha perso molto sangue, elemento che ha preoccupato subito i medici. Il genitore in stato di fermo è stato sentito per tutta la notte dai carabinieri, mentre il figlio accoltellato ha superato l'operazione, ma è ancora in prognosi riservata, in gravi condizioni. Ed ora a Mogliano, dove stamane è stata ritrovata l'auto del bandito in fuga da ieri dopo aver sequestrato madre e figlia a Marcon. Stamane dunque il ritrovamento della vettura abbandonata dal malvivente perché evidentemente scottava troppo. Allora ci dice tutto in diretta telefonica da Mogliano Lina Paronetto. Lina. Sì, buongiorno, come anticipavi è stata dunque ritrovata dai carabinieri l'auto con cui è fuggito ieri il rapinatore che, stando al racconto delle due vittime, avrebbe aggredito nel parcheggio del centro commerciale Vale Center di Marcon. Mamma di 55 anni e figlia di 27, entrambe di Marcon, stavano risalendo nella loro vettura, una Kia Picanto, e l'uomo sarebbe salito sui sedili dietro, berretto calato in volto, pistola alla mano, e avrebbe ingiunto alla conducente, alla mamma, di partire velocemente perché voleva solo allontanarsi da lì. Così ha spiegato in questi 20 minuti davvero da incubo, 20 minuti di terrore che le due donne hanno raccontato di aver vissuto sul tragitto tra il Vale Center e la zona della Liper di Casale sul Sile. Poi l'uomo che durante appunto quel tratto di strada avrebbe anche raccontato di essere un ricercato internazionale, potrebbe essere un italiano addirittura con accento romagnolo. Sotto la minaccia di questa pistola poi le ha fatte scendere e avrebbe proseguito la sua fuga a bordo della macchina delle due donne, macchina che è stata ritrovata in via Rossini
a Mogliano Veneto, al confine tra Mogliano e Mazzocco. Naturalmente sul veicolo erano in corso in mattinata tutti i rilievi del caso da parte dei carabinieri della compagnia di Treviso, degli investigatori del comando provinciale sul veicolo e probabilmente anche nell'area circostante, per cercare di capire chi sia questo soggetto. È in corso naturalmente tra le province di Venezia e quella di Treviso una caccia all'uomo. Il rapinatore, una volta fatto scendere le donne, si è fatto anche consegnare il bancomat della madre, i soldi che aveva con sé, la sciarpa della figlia, per proseguire anche naturalmente con denaro la sua fuga, e chiaramente anche attraverso il bancomat verrà tracciato quello che è un po' il percorso di questo individuo. Per ora è tutto e ti restituisco la linea. Grazie Alina Paronetto. Adesso invece a Jesolo il giallo di un uomo che viene gambizzato, viene colpito da un colpo di pistola, da un proiettile alla gamba sparato nel parcheggio di una discoteca, e indagini della squadra mobile per capire il movente di questo fatto di sangue. Allora sentiamo il servizio. La silenziosa quiete del primo mattino interrotta all'improvviso dal rumore degli spari. Nel parcheggio di fronte alla discoteca Il Muretto di Jesolo si accascia un pregiudicato 48enne di Marghera, colpito alla coscia e al ginocchio destro da un preciso tiratore armato di beretta calibro 22. I fatti risalgono a domenica mattina alle 6:30 precise, mistero sull'identità dell'aggressore e sui motivi della sparatoria, che sembra seguire la classica dinamica del regolamento di conti. L'ambulanza è stata chiamata dallo stesso ferito, che non ha mai perso conoscenza. Dopo i primi soccorsi, il 48enne è stato trasferito nel reparto di ortopedia dell'ospedale di San Donà, dove si trova tuttora. Agli agenti della squadra mobile veneziana, che indagano sull'accaduto, ha detto di non avere idea del perché qualcuno potesse avercela con lui. I gestori del locale, che nulla ha a che vedere con la vicenda, stanno fornendo alla polizia tutta la collaborazione necessaria. Non è escluso che le telecamere di sorveglianza, nonostante la distanza dal luogo del ferimento, possano fornire qualche indizio utile. E adesso parliamo di vaccini, perché domani inizia ufficialmente l'anno scolastico in Veneto, e sarà il primo anno scolastico con la nuova legge sulle vaccinazioni, la cosiddetta legge Lorenzin. Proprio in queste ore per nidi e materne si tirano le prime somme sui bambini che rischiano di rimanere esclusi da scuola nelle scuole statali. Domani prima campanella in Veneto, secondo il calendario regionale. Infatti il 13 riapriranno i battenti le scuole, dai nidi alle superiori, anche se in realtà per molti studenti il rientro in classe c'è già stato. Sarà un anno scolastico con vecchi e nuovi problemi. La carenza di organici in primis, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, ma c'è poi la questione tutta nuova della legge sulle vaccinazioni obbligatorie. Queste sono ore di primi bilanci e considerazioni, perché ieri, stando al testo della normativa, scadeva il termine per la presentazione della documentazione per i bimbi di nidi e materne, anche se qualche genitore stamattina, al momento di accompagnare il figlio a scuola, ha provveduto a regolarizzare la propria posizione. C'è invece tempo fino al 31 ottobre per le famiglie dei ragazzi della scuola primaria e secondaria per consegnare i documenti. E in queste giornate gli uffici dei dirigenti scolastici sono alle prese con autodichiarazioni e copie dei certificati vaccinali, dati che saranno poi incrociati con i registri in possesso alle ULSS, che hanno il compito di vigilare ed eventualmente segnalare posizioni non regolari con la legge. Al momento si registra qualche situazione a rischio nelle zone dell'Alta Padovana, Solano, Montebellunese e Milanese. Proprio in questi territori ci sono già gruppi di genitori irriducibili che non intendono vaccinare i propri bambini e che si stanno organizzando con forme casalinghe di asili. Una soluzione che il senatore Franco Conte congeda così. E io credo che non sia la soluzione al problema obbligatorietà vaccini, è un problema di natura diversa. Mi dispiace che questo avvenga ora, perché allora non organizzarlo in passato? Due tragedie della strada, torniamo alla cronaca. In poche ore nel Veronese, ieri sera, un 38enne motociclista ha perso la vita in via Roncisvalle, nella città scaligera, scontrandosi contro un'auto. Stamattina invece alle 6 a Oppeano un camion che si è ribaltato e purtroppo l'autista è morto.
Forse un colpo di sonno per il lungo viaggio, forse una distrazione. Attimi fatali per un 64enne camionista mantovano stamane sulla strada provinciale 2 a Oppeano. Alle 6:30 il mezzo pesante che guidava e che trasportava travi di cemento è uscito di strada improvvisamente capovolgendosi nel canale di scolo adiacente alla strada. Una scena terribile alla quale hanno assistito un altro camionista che seguiva poco distante ed alcuni passanti. Solo per un miracolo il sinistro non ha coinvolto altri mezzi. I testimoni, scioccati, hanno subito lanciato l'allarme e i vigili del fuoco, intervenuti con 2 mezzi, tra cui un autogru e 7 unità, hanno estratto dalla cabina accartocciata il corpo già senza vita del conducente 64enne. Troppo grave l'impatto, i medici del SUEM non hanno potuto fare nulla. Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco prima delle 7 in località Vallazza di Dentro di Levinalongo di Col di Lana per soccorrere un automobilista finito fuori strada lungo un pendio. L'uomo stava percorrendo una strada quando ha perso il controllo del pick-up di cui era la guida, scivolando appunto lungo il pendio. Vediamo le immagini dei vigili del fuoco per decine di metri in mezzo alla vegetazione, rimanendo di fatto incastrato tra gli alberi e il bosco. I pompieri di Agordo, i volontari di Rabba e personale del soccorso alpino sono intervenuti con più mezzi, hanno raggiunto il luogo, messo in sicurezza il fuoristrada, il pick-up che era in equilibrio precario come vediamo in queste immagini, e soccorso l'autista. È stato anche portato in ospedale e le operazioni di soccorso sono durate circa 2 ore. E restiamo in tema di sicurezza stradale, perché nel Trevigiano lungo la strada per il mare, i controlli della Polstrada in cui si è imbattuto un gruppetto proveniente da Sandona di Piave, a cui sono state rifilate multe per 6.000 euro. Guidava senza aver mai conseguito la patente e per di più trasportando nella sua Citroën un'intera famiglia di 7 persone. Nei guai è finito un giovane originario di Pavia, fermato per un controllo dagli agenti della polizia stradale impegnati nel fine settimana nella Marca in controlli mirati contro l'abuso di alcol e droga al volante. Domenica sera lungo la Treviso Mare a Silea sono stati controllati 100 veicoli e 130 soggetti di ritorno dal litorale. Tra questi spicca il giovane lombardo con cui viaggiavano un pluripregiudicato di Ponzano Veneto, a sua volta senza patente perché scaduta nel 2013 e viste le lunghe detenzioni mai rinnovata, la compagna, i loro 3 figli minorenni, la cognata e una nipote. Il gruppo arrivava da Sandonà, sarebbe stato il parente pregiudicato a chiedergli di guidare e il giovane ha accettato. Il gruppetto è stato sanzionato con multe per 6.000 euro e la decurtazione di decine di punti patente di chi ne possedeva una. Sanzione anche per chi si è presentato a recuperare gli 8 parenti, presentatosi a sua volta senza documento di guida ma solo per averlo scordato a casa. Mi hanno aggredito, mi hanno rapinato e per questo mostrava anche i segni della colluttazione, ma i carabinieri di Bassano hanno scoperto che il noto cantante Davide Merlini si era inventato tutto. Si era inventato tutto e si sarebbe procurato da solo quelle ferite nelle braccia che avrebbero dovuto certificare l'avvenuta aggressione. Un assalto di 3 sconosciuti nordafricani andato in scena quando non c'era ancora buio e mentre andava a gettare delle immondizie nei cassonetti a pochi passi da casa sua nel quartiere Nuova Firenze a Bassano. Perché lo ha fatto non è dato a sapere. I carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno denunciato il 25enne Davide Merlini, showman e affermato cantante, per una sfilza di reati. C'è un problema, vediamo se poi riusciamo a recuperare il servizio su questo caso davvero singolare di Davide Merlini, che è stato denunciato ovviamente per simulazione di reato ma anche per calunnia. Restiamo però in provincia di Vicenza per parlare di cantiere della Pedemontana, con un incidente, il crollo di una galleria a Castelgomberto nel Vicentino. Ce ne parla Gabriella Basso al telefono. Gabriella. Buongiorno da Castelgomberto. Poteva essere una tragedia quanto accaduto nel cantiere della Pedemontana con il crollo di una volta di una galleria nel tratto Montecchio-Spresiano all'altezza di Castelgomberto. Il fondo del torrente Poscale e oltre 40 metri di argini sono piombati 25-30 metri più in basso alla base del tunnel di 7 chilometri. Erano passate da poco le 14 di ieri quando un boato devastante ha paralizzato tutti nel cantiere di Sisse, nella zona industriale del paese vicentino. Praticamente è crollata la volta della galleria e solo un miracolo ha fatto sì che nessuno degli operai ne sia rimasto coinvolto, ma la situazione è apparsa subito gravissima. Nel pomeriggio è cominciata la spola per riempire la voragine e la messa in sicurezza del
del cantiere, che però ha comportato lo sbarramento delle acque del Foscale e il taglio dell'argine a monte, provocando lo sversamento delle acque nei terreni verso la contrada Canton. Una situazione aggravata anche dalle condizioni meteorologiche, che prevedono peraltro ancora piogge oggi. Da parte dei comitati della zona di apprensione e rabbia per quanto accaduto e denunciano la totale mancanza di valutazione tecnica, ambientale e di impatto del progetto. Sono bastati pochi millimetri di pioggia a provocare, dicono i comitati, un tale danno e il rischio che si possano verificare altri crolli è altissimo. Da Castel Gomberto, per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Polemiche a Venezia adesso per il tema infinito del referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, le ultime scintille tra i comitati per la separazione e la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia che ha negato loro l'accesso al municipio. Riunione a Cafarsetti sul referendum per la separazione tra Mestre e Venezia, ma molti militanti delle 16 associazioni che promuovono la consultazione sono costretti ad attendere fuori dal municipio. L'uso della sala riunioni al secondo piano, richiesto dai consiglieri del gruppo misto Renzo Scarpa e Ottavio Serena, non è infatti stato concesso dalla Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano. La motivazione? Si tratterebbe di un tema privato che non riguarda le istituzioni. La riunione ha quindi luogo negli assai meno capienti uffici del gruppo consiliare e buona parte dei convenuti non viene ammessa per ragioni di spazio. Non siamo più in democrazia, tuona Stefano Chiaromanni del Comitato per l'Autonomia di Mestre. Chiediamo le immediate dimissioni di Ermelinda Damiano e di tutta questa maggioranza che è un pericolo per la libertà di espressione. Dire che il tema non è istituzionale è una pretestuosa assurdità, gli fa eco Marco Sitran del gruppo civico Due Grandi Città. Oltre alla straordinaria importanza del quesito per il nostro futuro di residenti, il referendum è previsto dalla Costituzione e il Comune ha l'obbligo di esprimersi nel merito. Da Ca' Foscari a Palazzo Moroni e parliamo del Consiglio Comunale infuocato di ieri a Padova sulla vicenda dello stipendio d'oro del portavoce del sindaco Sergio Giordani. Vediamo com'è andata. La maggioranza conferma Massimo Bettin, ma la polemica sullo stipendio d'oro del portavoce del sindaco Sergio Giordani non finisce qui. La vicenda si sposta solamente di sede. Le opposizioni hanno annunciato una segnalazione alla Corte dei Conti. Ci sono volute circa 4 ore di attesa prima di arrivare alla questione che infiamma da settimane la politica padovana. La mozione della minoranza era l'ultimo punto all'ordine del giorno della seduta. Vani i tentativi di anticiparla, ma un aperitivo del clima che si respirerà arriva durante le interrogazioni in apertura di seduta, quando il capogruppo della lista Bitonci Sindaco Matteo Cavatton chiama in causa il primo cittadino citando una nostra intervista nella quale Giordani affermava di non sapere che i capigruppo della sua maggioranza avevano deciso di trattare il caso in seduta segreta. Desecretata, la seduta si svolge in un clima teso, gli interventi sono sottolineati dalle contestazioni del pubblico. Giordani affronta la questione dal punto di vista tecnico e chiama a parlare il direttore generale Lorenzo Traina, considerato tra l'altro un fedelissimo di Bitonci, che spiega norme alla mano la legittimità della nomina scatenando la polemica. Lei ha voluto affidare al dottor Traina la sua risposta sapendo benissimo che il dottor Traina da oggi non sarà più segretario generale o da domani segretario generale di questo comune. È la volta di Giordani. Trovo abbastanza normale nel suo ruolo, cioè un ruolo di fiducia esterna che io ho nei suoi confronti, un compenso netto di 3.000 euro al mese. Un assessore che ha una responsabilità molto più elevata rispetto a un portavoce guadagna molto meno. Dai banchi della maggioranza si leva qualche voce che ricorda come nella precedente legislatura la Lega avesse assunto tutti i suoi trombati, in cambio riceve appelli ad un ripensamento che non arriva, la mozione dell'opposizione è bocciata, la vicenda sullo stipendio d'oro di Bettin no. Insomma resta la rabbia dell'opposizione a Padova e c'è rabbia ma per un altro motivo e parliamo infatti di posti di lavoro a Cavarzere, 56 posti di lavoro a rischio, ce ne parla in diretta telefonica per noi Tiziana Bolognani. Tiziana. Essere saltato l'incontro fissato per stamattina in regione con i sindacati, l'unità di crisi del lavoro e la proprietà della taglia e cuci denim di Cavarzere. L'avvocato dell'azienda ha fatto sapere che non vi è alcun margine di trattativa perché la mancanza di liquidità per i lavoratori rende impossibile la prosecuzione dell'attività.
Ma CGIL e CISL protestano e si dichiarano pronti a presentare esposti alla Guardia di Finanza e alla Procura. Dietro a questa vicenda, spiegano, ci sono scelte poco chiare che vedono legami particolari tra società chiuse e poi riaperte, addirittura dagli stessi proprietari o da prestanome grazie agli sgravi contributivi garantiti dallo Stato. A distanza di un anno dall'apertura della Taglia e Cuci, che produce jeans per famosi marchi anche d'alta moda, oggi ci sono nuovamente per strada 56 lavoratori con stipendi arretrati e mai riscossi, per una media di 4-5 mila euro ciascuno. Per ora è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Torniamo alla cronaca. Abbiamo parlato prima di una rapina inventata dal noto cantante Davide Merlini. La rapina invece che ha subito un'anziana di Padova è vera, o meglio un tentativo di rapina. Perché? Perché questa anziana è riuscita a metterlo in fuga. A 86 anni mette in fuga il rapinatore, sfoderando intuito, rapidità e forza. È stata più veloce del ladro, una nonnina di 86 anni di Vigonza, addocchiata da un rapinatore mentre era alla guida della sua auto. La donna, tornando dopo cena da Stra e diretta a casa, tiene d'occhio lo specchietto retrovisore e si accorge che un'auto la sta seguendo, curva dopo curva, rotatoria dopo rotatoria. Giunta nel suo quartiere, l'auto sembra sparire, ma quando la donna aziona il cancello elettrico dell'abitazione per entrare con l'auto, un uomo improvvisamente spunta dall'oscurità, rompe il finestrino e infila il braccio per impossessarsi della borsa. A quel punto l'anziana ha avuto una prontezza di riflessi eccezionale, ha stretto la borsa e ha suonato all'impazzata il clacson per richiamare l'attenzione dei familiari. Una mossa che ha colto di sorpresa anche il malvivente, che ha raggiunto di corsa un complice che lo attendeva in auto e i due sono fuggiti a fari spenti. La borsa è così rimasta alla legittima proprietaria. E sempre dal Padovano, tutto pronto, la cerimonia, le nozze tanto attese, ma il matrimonio che rischia di saltare per uno scherzo, ma lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, dunque uno scherzo che rischia di mandare a monte un matrimonio, è successo ad Anguillara Veneta, vediamo. Uno scherzo goliardico che ha rischiato di mandare in fumo un matrimonio. È accaduto ad Anguillara Veneta, dove in chiesa si è presentata una finta sposa, un amico travestito con l'abito bianco e che ha creato una gran confusione poco prima dell'inizio della cerimonia, che rischiava così di saltare. Il futuro marito è sul sagrato ad attendere, arriva l'auto con la promessa sposa, ma non è quella prevista. Qualche minuto di caos, nel frattempo arriva anche la vera sposa e la situazione prima si ingarbuglia, poi si chiarisce. Qualche risata, gli animi si tranquillizzano e i veri sposi si presentano all'altare. Qui nuovo colpo di scena, manca il sacerdote. Nuova suspense, ma il motivo è chiaro. Il celebrante convoca i ragazzi in sacrestia e gli fa una lavata di capo. Sembra si sia molto arrabbiato per uno scherzo che metteva in discussione l'importanza del sacramento. Accesa discussione con i giovani, addirittura sembra sull'opportunità o meno di celebrare il matrimonio. Poi, dopo le scuse dei futuri sposi, tutto rientra. Alla fine il fatidico sì è stato pronunciato, anche se con una buona mezz'ora di ritardo. Ho sbagliato, è stato uno scivolone. Se ne è parlato per giorni a Treviso e non solo, del post della consigliera comunale Petra De Zanet, che aveva scritto sulla pagina Facebook Sto con i carabinieri in merito ai presunti stupri di Firenze, ottirandosi ovviamente una bufera, attacchi e polemiche. Ieri sera era ospite di 20 e 10 e dice, puntualizza: volevo dire che sto con l'arma, non con quei due militari. Sentiamo le sue parole. È stata una scivolata. È stata una scivolata, presterò più attenzione. Purtroppo sì, sono scivolata anch'io. Cosa vuole? È successo. Comunque non pensavo quello. Io sono in primis che ho sempre portato avanti tutte quante le battaglie contro le violenze, contro i femminicidi, contro gli stupri. Quindi perché dovrei essere con i due carabinieri che poi sono quelli che hanno sporcato ovviamente ho sbagliato ad esprimermi, ma ho sbagliato perché sono scivolata, è stata una mia scivolata, c'è poco da fare, ma è stata una scivolata, assolutamente.
Le scuse di Petra De Zanetta 20:10, invece a Padova ieri la richiesta ufficiale di inserire la Cappella degli Scrovegni, gli affreschi della Cappella degli Scrovegni nella candidatura a sito UNESCO ed è stata fatta direttamente brevi manu al Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, che era a Padova. La Cappella degli Scrovegni e gli affreschi del 300 di Padova al centro del mondo è quello che chiede l'amministrazione, che dopo aver inaugurato il nuovo impianto di illuminazione della Cappella degli Scrovegni consegna al Ministro della Cultura un dossier per candidarsi a entrare nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un dossier chiamato Urbs Picta, città dipinta, perché queste opere siano tutelate e valorizzate a livello mondiale. Il Ministro però non promette nulla. Magari dipendesse da me, dipende dall'UNESCO, ma ci stiamo lavorando. Quanto alla Cappella degli Scrovegni, il nuovo impianto elimina ultravioletti e infrarossi, mentre le tonalità e l'intensità della luce sono regolate automaticamente in funzione della luce naturale, un'iniziativa unica nel suo genere. L'illuminazione di un luogo della cultura straordinario, conosciuto, unico, conosciuto in tutto il mondo, è una cosa importante. Un intervento reso possibile anche grazie alla collaborazione con i privati. In Italia già 80 milioni di finanziamento sono stati raccolti grazie alla legge cosiddetta Art Bonus, che consente agevolazioni a chi dona denaro, donatori che oggi sono 3.500. C'è una collaborazione privato-pubblico nel settore dei beni culturali. L'UNESCO ci ricorda che il patrimonio culturale è dell'umanità, quindi è giusto che privato e pubblico collaborino. Io aspetto anzi che molte grandi aziende italiane facciano di più. Soldi e opere che si accompagnano a una stagione molto positiva sul fronte del turismo. Numeri altissimi in Veneto, opere come quelle padovane devono approfittare del momento d'oro. È stato un anno straordinario, i numeri crescono, cresceranno anche nei prossimi anni, quindi bisogna puntare su un turismo colto, intelligente, che viene in Italia a portare ricchezza, non mordi e fuggi. Siamo in chiusura, vi ricordo, fra pochissimo ore 13 si parlerà del lavoro del SUEL 118 dell'ULSS 3 Serenissima. Scopriremo da vicino tecnici, mezzi e modalità di intervento di medici e di infermieri. In studio il dottor Paolo Caputo, direttore del SUEM, e il dottor Francesco Lazzari, primario di anestesia e rianimazione. Ore 13 fra pochissimo, adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Nella giornata di martedì 12 settembre avremo ancora tempo instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto molte nubi con rovesci e temporali diffusi nella prima parte della giornata, localmente anche forti sulle basse pianure e sul Veronese. Al pomeriggio addensamenti residui con rovesci sui settori alpini, maggiori schiarite invece altrove. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere comprese sui 17-20 gradi circa, minime tra i 10 e i 15 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo rovesci e temporali diffusi anche forti in mattinata, fenomeni più deboli e irregolari nelle ore pomeridiane, miglioramento generale in serata. Temperature massime sui 18-20 gradi, minime attese tra 11 e 13 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Molte nubi anche qui con rovesci e temporali diffusi, soprattutto nella prima parte della giornata. Al pomeriggio andrà un po' meglio con maggiori schiarite. Temperature massime che risultano essere intorno ai 21 gradi, minime attese tra 10 e 11 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente poco mosso e i venti saranno moderati settentrionali. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.